Mattia Pezzarini, Danieli 1914 Cycling Team, terzo classificato tra gli juniores al campionato italiano a cronometro che si è svolto lo scorso fine settimana a San Vito al Tagliamento. Lo ha intervistato Marco Angileri. Mattia Pezzarini, protagonista, San Vito al Tagliamento, il campionato italiano di crono tra gli juniors, un terzo posto, complimenti, aspettavi questo risultato oppure no? Beh, non me lo aspettavo, sinceramente, sono un primo anno, quindi era difficile insomma, arrivare nei primi tre. Abbiamo ben lavorato il mese prima della crono, con grandi sacrifici e alla fine è un podio molto meritato, dai. Adesso c'è la Udine Revascleto, lì non è crono, chiaramente lì cambia un po' tutto, c'è tanta concorrenza, circa 200 iscritti, ma il team Danieli punterà in questo caso su di te. Ma penso di sì, adesso andremo in ritiro a Ravascleto e là insomma ci alleneremo al meglio per vincere la Udine Ravascleto e poi vada come vada insomma la gara. Più crono o più strada per te nel futuro? Ma io spero crono perché vado forte, amo anche la pista, strada vedremo, però spero anche di far bene insomma su strada. C'è uno che andava forte in pista da giovane e poi ha fatto il salto, un friulano, De Marchi, su strada con grandi risultati. Speriamo di diventare come lui e insomma andare magari a fare in un futuro un Giro d'Italia, insomma e fare come lui, insomma fughe, insomma sarebbe bello. Diciamo che adesso sei l'uomo più rappresentativo in questo caso con questo tuo terzo posto nella cronaca. Dove vuoi arrivare in questa stagione 2015? Ma diciamo che a settembre in programma gli italiani di pista, dove vorrei insomma puntare sempre a un podio o magari anche a vincere insomma, e poi dopo la stagione comunque si conclude con altre gare insomma in Friuli, sperando sempre comunque di portare a casa vittorie importanti per il team Danieli.